Varsavia è l'estesa capitale della Polonia. La lunga e turbolenta storia della città si riflette nella sua architettura, che va dalle chiese gotiche e dai palazzi neoclassici fino ai blocchi di epoca sovietica e grattacieli moderni. Il centro storico è stato restaurato dopo i pesanti danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cuore della città si trova la Piazza del Mercato, con edifici in tinte pastello e caffè con i tavolini all'aperto. Al centro la statua della Sirenetta di Varsavia è considerata il simbolo della città. Il Castello Reale di Varsavia, di nome Zamek Królewski, è il palazzo reale e residenza ufficiale dei monarchi polacchi. L'ufficio personale del re, come gli uffici amministrativi della Corte Reale della Polonia, si trovarono nel palazzo fino alle spartizioni della Polonia stessa. La capitale polacca è il fulcro della politica, del commercio, dell'economia, della cultura e della scienza del paese e dopo la fine dell'austerity imposta dal blocco sovietico è rifiorita anche dal punto di vista della vita notturna e del divertimento. Varsavia ha un clima continentale con temperature che in inverno possono arrivare a meno 20 gradi e in estate superare i 30 gradi. Varsavia si trova affacciata sul fiume Vistola, ha un'estensione di circa 517.000 km², qualificandosi tra le 10 città maggiormente popolose di tutta l'Europa.